Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi abbiamo preparato una magnifica rosetta napoletana, classico panino, eccolo, che troviamo a Napoli nelle panetterie. Questa è la mini, sentite con tanto di croccantezza, questo è il suo interno, un capolavoro. Praticamente abbiamo eseguito la biga 12 ore prima dell'impasto e poi abbiamo fatto questo impasto che poi viene lavorato e abbiamo fatto la forma della classica rosetta, anziché avere, diciamo, ovviamente lo stampo del panettiere, abbiamo adattato un tagliamele. Solo chi è nato a Napoli può capire questo panino con la mortadella, panino caldo con la mortadella. Andiamo a vedere questa magnifica rosetta soffiata. Per prima cosa facciamo sciogliere il lievito nell'acqua, acqua tiepida ovviamente, non bollente e non troppo fredda, acqua tiepida. Inseriamo in planetaria la farina e andiamo a mettere l'acqua con il lievito sciolto. Come vedete io ho messo il gancio. A questo punto azioniamo la planetaria a velocità media. Vediamo che man mano poi l'impasto inizia ad amalgamarsi. Risulterà ovviamente un impasto abbastanza duro, quindi ci vorranno un po' di tempo in più, almeno 10 minuti, con l'aiuto nostro che ogni tanto mettiamo l'impasto un po' più molle sul fondo in modo tale da far assorbire il resto della farina. Vediamo a questo punto, aiutiamo l'impasto prendendo quello della superficie e mettendolo a fondo con la farina restante che ancora si deve bagnare dall'impasto, diciamo. Facciamo sempre questa operazione perché essendo un impasto abbastanza asciutto di acqua, quindi ovviamente va in difficoltà nell'amalgamarsi, perché in questo caso abbiamo messo il gancio che fa un po' di fatica a prendere tutto l'impasto e a incorporarlo per bene inizialmente, poi dopo man mano che inizia ad ingordarsi non c'è bisogno più di questa operazione. Ecco, a questo punto inizia a prendere corpo quasi tutto l'impasto. Ecco, in questo modo l'impasto sta ingordando totalmente. Dopo circa 15-20 minuti del totale dell'operazione, vediamo che l'impasto risulta liscio, lo estraiamo dalla planetaria e lo mettiamo su un piano
ricoperto da pellicola ovviamente, e lo facciamo stare per 12 ore a puntare. L'ideale sarebbe farlo la sera, così la mattina abbiamo il lievito pronto per il giorno dopo. Dopo giusto una mezz'ora di riposo del nostro lievito, diamo una piega in modo tale da rendere uniforme e un po' più forte il panetto. Lo giriamo così in quattro strati e poi lo andiamo a ricoprire di nuovo con la pellicola fino al giorno dopo, ossia 12 ore. In questo caso io ho fatto il giorno dopo, voi potete fare anche la mattina e poi fare tutto la sera, come volete fare voi. Ecco, dopo 12 ore andiamo a togliere la pellicola ed andiamo a mettere il nostro lievito nella planetaria insieme alla restante farina, al sale e andiamo ad impastare. Facciamo a pezzi il lievito in due parti, in modo tale, vedete, è lievitato, in modo tale da aiutare la planetaria ad impastare. Facciamo due parti, così è più facile che si amalgama. Facciamo impastare per un minuto i 100 grammi di farina con il restante impasto fatto il giorno prima e poi ad un certo punto andiamo ad inserire l'acqua che occorre nel secondo impasto. Facciamo girare un po' l'impasto con la farina in modo tale che inizia ad incorparsi, vediamo che sta iniziando ad incorparsi la farina al lievito, all'impasto diciamo. A questo punto vediamo, a questo punto andiamo ad aggiungere l'acqua. Vediamo che aggiungendo l'acqua ovviamente inizia ad impastare anche la restante farina nell'impasto. È un impasto sempre che risulterà molto duro, quindi dobbiamo pasentare per quanto riguarda i tempi di esecuzione dell'impasto. Se aumentiamo anche, diciamo, la velocità della macchina, rischiamo di fare qualche danno perché l'impasto è abbastanza asciutto, quindi è meglio farlo lavorare piano anziché in modo più veloce. Vediamo che comunque si inizia a incorporare anche la farina nell'impasto, che ovviamente aggiungendo l'acqua si inizia ad impastare meglio. Come vediamo l'impasto inizia ad ingordarsi di nuovo. Andiamo sempre ad aiutare la planetaria
mettendo l'impasto della superficie in fondo dove sta la farina che ancora deve incorporarsi all'impasto. E facciamo impastare di nuovo. L'impasto può durare anche 15 minuti, fino ad aspettare che l'impasto risulti un impasto liscio e omogeneo. Come vediamo, l'impasto sta iniziando ad essere più omogeneo e più liscio. Lasciamo impastare affinché diventi un impasto bello solido e liscio. Vediamo che adesso, sempre con un aiuto nostro, diciamo, affinché dall'alto scende verso il basso, lo possiamo anche estrarre dalla planetaria e metterlo su un piano ovviamente coperto. In questo caso io ho usato una campana d'acciaio anziché mettere la pellicola, e lo facciamo riposare per un'ora. Ok, adesso dopo un'ora andiamo a dare dei giri, così, diciamo, in questo caso ho fatto 4 pieghe, di nuovo un altro giro per dare forza all'impasto. Come vediamo, l'impasto è sempre più liscio. Di nuovo a 4 pieghe, e a questo punto lo andiamo ad arrotolare su se stesso per dare la pirlatura finale, per poi farlo lievitare. Andiamo a chiudere bene tutte le parti aperte e lo pirliamo. Adesso con un po' d'olio lo spalmiamo in superficie, in modo da non fare la pelle molto secca sopra, all'esterno, diciamo, dell'impasto, e mettiamo la pellicola trasparente e lasciamo stare a lievitare per un'altra ora. Dopo un'ora, in questo caso, vediamo che l'impasto è lievitato e iniziamo a fare i pezzi per i panini. In questo caso io ho fatto panini da 80 grammi ognuno, per trovarmi con il giusto peso del totale dell'impasto. Ho fatto pezzi da 80 grammi che poi, diciamo, lievitati e infornati, asciugandosi nel forno, diventeranno sui 60 grammi più o meno i panini. Come vedete, io mi sto assicurando che ogni panino è dello stesso peso, in modo tale da non avere difficoltà neanche in cottura, se no altrimenti, se uno è più grande e un altro più piccolo, ovviamente uno si cuoce prima e un altro si cuoce dopo, e non va bene. Devono essere tutti dello stesso peso, più o meno, a grandi linee ovviamente, in questo caso tutti di 80 grammi. Adesso andiamo ad arrotolare ogni singolo panino su se stesso e poi gli diamo la perlatura. Vediamo, chiudiamo bene tutte le fessure se sono aperte nel lato di sotto, diciamo, della perlatura, come faccio io in questo caso. Ovviamente, se voi non ce la fate a farlo a mano, vi potete aiutare con un mattarello per stenderlo e poi dopo diciamo chiudere la pallina pirlandola, che è un po' più facile con il mattarello. E facciamo questa operazione per tutti i panini. In questo caso sono usciti 9 panini. Copriamo il tutto con un panno e lasciamo riposare per una mezz'oretta. Dopo mezz'ora togliamo il panno, diamo una piccola schiacciata alle palline formate
infariniamo un po' la superficie e anche sotto alle palline e con l'aiuto di un tagliamela andiamo a fare una pressione non totale, diciamo, dell'impasto, altrimenti si taglia. Invece in questo caso diamo una pressione non del tutto, diciamo, a tagliare, però una bella pressione in modo tale da far fare le forme alle rosette. Ripetiamo ovviamente questa operazione per tutti e 9 pezzi, sarebbero le 9 rosette. Adesso diamo una piccola rotolata alle rosette e le capovolgiamo nel senso inverso di come stanno, cioè le mettiamo a testa in giù. Come vedete, diamo una rotolata e la mettiamo a testa in giù. E facciamo riposare per almeno 2 ore. Come vediamo, in questo caso le rosette sono levitate, non troppo, ma sono levitate. Non c'è bisogno di farle levitare enormemente, che leviteranno nel forno, e le adagiamo su un foglio di carta da forno. In questo caso ho usato la pala, su un foglio di carta da forno per poi infornarle. Ecco qua, infatti nel forno abbiamo messo già, chi ha una pietra lavica mette la pietra lavica, io non ce l'ho, ho messo la teglia da forno classica, con un pentolino con acqua dentro, sotto al forno, e ho infornato. Adesso, come vediamo, si stanno cuocendo e adesso sono pronte. Dopo circa 25 minuti, 25-30 minuti di cottura, a 250 gradi, al massimo della potenza del forno, le nostre rosette sono ben dorate e ben cotte. Come abbiamo potuto vedere, purtroppo diciamo che il lavoro da fare per una semplice rosetta, tra virgolette, ci sta, però comunque è una bella soddisfazione per chi vuole avere anche un'infarinatura nella panificazione, che è un mondo enormemente anche molto complicato. Ho dato 2 aggettivi, enormemente e anche molto complicato, perché è così. Purtroppo la panificazione, come anche altri settori della pasticceria, se vuole essere fatto, diciamo, in un determinato modo da ottenere dei risultati tipo questi qua, o del pane cafone come avete visto nei miei video, e purtroppo c'è da lavorare. Però poi diciamo che è vero che si deve sacrificarsi per fare queste ricette, però poi dopo abbiamo un'esperienza tale che, come vi dicevo già in altri tutorial, abbiamo un'esperienza tale che quando andiamo a fare delle cose un po' più complicate, in questo caso tipo un impasto lievitato, andiamo a fare un panettone, comunque abbiamo già un'infarinatura di come fare gli impasti, anche che vedete bene l'impasto del pane, l'impasto del pane diciamo è la base per la panificazione. Detto questo, mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram, anche iscrivetevi a questo canale. Poi mi raccomando, in alto quando vedete le mie ricette che vi propongo con la barra di suggerimenti in bianco, mi raccomando cliccate sopra per vedere le altre ricette mie tipiche napoletane o correlate sempre ai video che state vedendo, in modo tale da collegarvi direttamente alla ricetta. Detto ciò, abbiamo sentito già la croccantezza della mini rosetta spettacolare, il suo interno. Andiamo un po' di mortadella in questo panino caldo, e che ve lo dico a fare? Chi è nato a Napoli solo può capire questa cosa. La rosetta con la mortadella. Alle mie spalle sono accese le luci, sembra un acquario. Ragazzi, alla prossima ricetta, un abbraccio a tutti.